Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno.
Ben ritrovati per coloro che ci seguono già dal match delle 8:30, benvenuti invece per coloro che si sono collegati solo adesso. Un saluto da Borgo San Sergio, dal campo A7 del complesso di Buffalo in via Petracco. Un saluto da Francesco Vitturi, pronti per la seconda partita della serata qui da Borgo, sempre 13ª giornata della Crise Winter Serie A e degli impianti, 8ª edizione. Ringraziando quindi subito i nostri main partner NCA Web, Belletti Group, Zanutta, Tal e degli impianti, e anche i nostri partner ufficiali Macelleria D'Aremo, Onoranze Funebri Torrebianca, Moto Charlie, Officine Barnovi, Alpiz, Autoscuola Bisiac, Bivium Bar, e pronti quindi per l'incontro tra Abbigliamento Nistri e Flamingosi Alpiz. Le colorazioni sono abbastanza evidenti, quindi anche abbastanza chiare le differenze, con il viola dominante per Abbigliamento Nistri, mentre c'è questo arancio molto forte, molto acceso per Flamingosi Alpiz. Il primo possesso dovrebbe essere da parte dei biancoviola, anzi no, si prepara Flamingosi Alpiz con il primo pallone del match. Arriverà molto probabilmente subito un tentativo diretto. Direttore di gara del match Luca Urdi verifica con i due portieri, si può andare dal fischio. 3 in barriera, era una finta quella del tentativo diretto che non arriva. Quindi primo possesso per Flamingosi Alpiz. Manca il controllo qui Bradar, passa poi Nistri, chiamato al tiro e non arriva, pallone in mezzo, esce fuori, preparato per il destro, la finta e poi scatta Giuffre, però non passa. Alla fine Nigris commette fallo. Era troppo duro in questa occasione su Stefan Simic. Gioco già ripreso. Disponibile un'opzione più semplice, preferita quella verso Bradar. Poi il tentativo dall'esterno dell'area di rigore. Un'altra chiusura, altro possesso per il numero 21 che sposta, cerca spazio. Ma va Simic, non riesce a partire su Nigris, il suo destro. Quindi stop, prepara per il destro a cercare il secondo palo in estensione, va giù forte Marco Tomins. Quindi destro, poi a chiudere quello di D'Alesio. Chiama Tomins le marcature e l'attenzione difensiva che deve esserci. Pallone spostato per il destro che però manca ad arrivare. Altra finta, eccolo che parte, trova il corpo di Rovis. Il tentativo da parte di Mazreku. Trainer dei rigori diventano 4 proprio con l'arrivo di Mazreku, che però esce fuori per questo possesso. Ignora Bradar. Velo non funziona, e non al massimo almeno. Rinvio lungo, rincorre Mazreku, ricopre poi lui il ruolo per riprendere con le mani Bradar. Pallone scodellato verso il 21 che si gira col tacco, prova ad andare avanti alla ricerca di Simic, non trovato. Rovis sul petto, il controllo, poi Nigris cerca spazio, non lo trova, allarga questo pallone verso il primo palo, finisce in out senza richiedere l'intervento di Cilici. Stankovic, Mazreku, pallone lungo dalle parti di Simic, il recupero difensivo, quindi Tomins, cercato Rovis, trovato che sposta poi verso Nigris, il pallone in avanti preparato da parte di Giuffre, poi non ha capito le intenzioni di Fonda, probabilmente voleva interagire con il numero 15.
Intervento falloso da parte di D'Alesio, che va troppo duro. Quindi punizione appena scavalcata la metacampo per Flamingo Zialpiz. Già battuta. Mazreku. Sposta poi con l'esterno, non trova la via. Per la presenza di D'Alesio. Sempre attento. Sposta Dulic, non ci arriva Stankovic. Poteva essere interessante la sua idea. Non è andata a buon fine. Nigris appoggia poi il pallone che arriva dalle parti di Loris Nigris. Sbuca ancora fuori, il numero 4 lascia lì. Fonda cerca di alzare questo pallone, Rovis ci mette un piede, altra deviazione. Si erano connessi due tra Sebastian e Loris Nigris. Dulic dall'altro lato, fermato in scivolata da Giuffre, che è sceso giù bene con rapidità a chiudere. Laterale già battuta. Simic molto distante dalla porta rispetto a come è iniziato il match. Stankovic col suo destro, deviazione prima sul corpo e poi sul braccio. Chiesto un rigore che in maniera abbastanza evidente non c'è. C'è sicuramente il contatto col braccio, quello era evidente, ma prima il pallone rimbalza sul piede e poi sulla mano, comunque in posizione naturale oltretutto. Fonda a girare in avanti, Mazreku sposta sul lato destro, Stojanovic, pressato va da Stankovic. Risalita per Bradar con l'esterno a cercare deviazione, esce Tomins in caduta, ci mette il corpo. Con le mani la ripresa forte. Stankovic ripropone, trova il ritmo per rinviare Nistri con il colpo, però non è andato troppo lontano da parte di Fonda. Rovis cercato fa scorrere verso Loris Nigris. Scambia con il numero 3, pallone di ritorno per il 4, non ci può arrivare per la presenza di Mazreku che mette fuori in corner. Mentre la situazione diventerà estremamente più scura, iniziano a spegnersi diverse luci del campo 11 di Borgo San Sergio, quindi diminuisce un po' la visibilità con le luci sul retro del campo. Si muove Loris Nigris, si muove anche Fonda, si va verso il 4, Stankovic allontana, non completa, poi Bradar fermato ancora per il destro di Rovis che finisce alto dopo la lotta di Giuffre. Cilici ripartire, tornare in posizione, attende il movimento di Dulic. Servito si va ancora dal portiere. Intervento da parte di D'Alesio. Pallone recuperato da Flamingo Zialpiz. Dulic prepara il mancino. Dulic scheggia l'incrocio. E qui era rimasto ipnotizzato Tomins in porta. Ha battezzato il pallone esterno. Ha avuto ragione, ma il brivido sul palo. Pallone teso ma non abbastanza alto per superare Dulic. Quindi la ricerca verso Loris Nigris da parte di Sebastian Nigris. Uscita forte a parte di D'Alesio, poi vuole un po' troppo qui Sebastian Nigris. Indietro pallone di Stojanovic per Stankovic. Quindi Mazzareco si complica un po' la vita, si abbassa Dulic, anche Bradar scelto quest'ultimo che ritorna dal 20, Dulic muove, Simic non trovato, c'è il movimento da parte di Nigris, si gira col mancino, era uscito Cilici in anticipo, gli ha chiuso ogni possibilità di avere specchio nella porta.
Scatto in avanti, Rovis trovato un po' attardato su un pallone che era troppo arretrato. Simic col numero, col mancino poi a cercare verso il primo palo dove c'è però attento Tomins. Mazreku punta, vuole ritmo, non ne trova abbastanza per saltare l'uscita forte da parte di D'Alesio che si va a prendere i due contrasti, questo possesso, poi numero, si rialza, prova a spostare verso Loris Nigris, prepara per Rovis con l'esterno destro di costruzione, di recupero, tanto di questo gol e nella risalita di Antonio D'Alesio, poi l'appoggio da parte di Loris Nigris e quindi l'esterno, la qualità di Corrado Rovis a impostare l'1-0 dopo 9 minuti per Abbigliamento Nistri. Simic da Bradar, adesso da attendere la risposta degli Arancio. Dulic muove e quindi Bradar, Mazreku, su di lui la pressione. Stankovic, Mazreku ha un po' di spazio, pensa al tiro, serie di finte, muove sul destro, c'è la scivolata da parte di Fonda che si salva in out. Ripresa lasciata a disposizione di Stojanovic che prova ad andare in mezzo, l'uscita di Tomic, l'ultima deviazione è biancoviola, corner. Questa volta avvicinarsi anche Bradar. Chiama uno sul primo palo Tomins, lasciato a Bradar, quindi la battuta si allontana Stojanovic. Movimento di Dulic, ricercato il 7, legge Rovis che chiude, altra rimessa laterale. Sempre Dulic, prova a muoversi, non riesce a farlo per via di un fallo subito da Fonda. Punizione quindi, segnala Urdi il punto di battuta. Si preparano in diversi uomini di fronte al pallone per evitare che ci sia una battuta rapida, come da richiesta poi attenta di Tomins. Ne vuole 3 in barriera a coprire il tentativo di Dulic col mancino a girare, un po' troppo alto, l'intenzione c'era ma deve aggiustare la mira per far male alla squadra ora in vantaggio con la rete da parte di Rovis che adesso si abbassa per ricevere. Ci pensa un attimo Tomins, vede che non è un'opzione efficace. Dulic con recupero al volo, poi Sebastian Nigris sposta, chiama il movimento dei compagni, vede Rovis, pallone in profondità, punta con l'esterno, passa, non riesce Fonda, preso alla sprovvista dal passaggio di questo pallone ad arrivarci in tempo. Stankovic, si abbassa Stojanovic, preferito Bradar, quindi Mazreku, tanto movimento, Stojanovic anticipato questa volta da Fonda, Nigris prova a rientrare verso il 15 andando sul lato più mancino, altra risalita, adesso in rapidità Bradar prova a trovare Stojanovic, non tiene in campo questo pallone per un non nulla, ci ha lottato fino all'ultimo ma ci credono perché possono trovare gli spazi i Flamingos al Piz. Cambio, esce Bradar. E si sposta anche sul lato mancino Stojanovic, tra l'altro pressione forte di Flamingos al Piz obbliga Tomins alla fretta e quindi all'errore è entrato Stojadinovic nel frattempo con le mani numero 3. Non è che passa di testa, allontanato poi in 2 botte da D'Alesio. Loris Nigris verso Fonda, prova a passare, riesce a trovare una deviazione, chiuso da Stojadinovic. Sebastian Nigris alza la traiettoria ma non supera Dulic. Mazreku vede il movimento dei compagni, prova ad andare forte col mancino, gli ritorna il pallone a disposizione, lascia lì poi per Simic, col destro Simic! Praticamente da fermo, trova l'angolo per l'1-1 di Flamingos al Piz. Dopo aver perso una serie di palloni, più che altro il ritmo, è entrato in partita ora con la firma ufficiale Stefan Simic.
Ci aveva già provato poi, dopo i primissimi minuti, infatti, proprio le prime istanze di match erano stati i momenti più pericolosi. Intanto Rovis scheggia il palo, voleva sorprenderci istantaneamente. Non è arrivata deviazione, lo sa bene Urdi che fa riprendere dal fondo. Stankovic, Vasilici, pallone teso verso Simic, controlla Mazreku, mette giù Simic, fermato da D'Alessio, era uscito forte Tommins ma non c'è stato il servizio lungo verso Dulic. Stankovic, delicato, il suo destro alla ricerca, Tommins esce fuori forte in anticipo su Simic. Sebastian Nigris, pallone a metà strada tra i due compagni, deve rientrare Rovis, adesso in rapidità, spostato sulla destra, Stojadinovic non trovato, quindi Cruciani che è entrato durante la pausa del gol. Eccolo un altro pallone toccato dal numero 14, Tommins, centralmente da Sebastian Nigris che trova il numero 14 sulla corsa, prova il mancino a cercare Loris Nigris, lo stop non è dei migliori, prova a girarsi a cercare spazio che non trova, non può caricare per il destro, sceglie di tornare indietro da D'Alessio. Sebastian Nigris, destro alzato, Loris Nigris ha deviato questo pallone pensando che non ci fosse nessuno, ma era arrivato Giuffre, da capire se sarebbe arrivato in tempo poi per colpire, perché vicino sicuramente l'aveva raggiunto il possesso. Prende spazio Simic all'indietro di testa D'Alessio con il recupero difensivo non scontato. Tommins, Dulic è lì in posizione, Stojadinovic stoppa con un po' di difficoltà poi sulla pressione di Sebastian Nigris. Mazreku muove Simic, anticipato da D'Alessio, Mazreku ci arriva comunque, poi allontana in qualche modo Cruciani, chiama Cilici, l'arrivo della pressione ma soprattutto che può arrivarci su quel pallone. Mazreku con l'esterno muove da Stojadinovic, sale su di lui la pressione, non c'è spazio, va all'indietro da Stankovic, movimento poi spostato sulla sinistra, idea centrale che non passa, si gira Loris Nigris, vede spazio per servire Cruciani, prova la frenata, non funziona su Stankovic che non solo si riprende il pallone ma evita anche l'out e allontana senza che il pallone esca dal campo, poi però non può ottenere tutto, quindi di fatto riconsegna il possesso ad Abbigliamento Nistri che praticamente ricomincia da zero. Delicato il pallone di Nigris, Sebastian che però non ha trovato compagni, Mazreku muove al limite la finta, Mazreku, Tommins ci si mette lui per chiudere in rimessa laterale, recuperato Stojadinovic qui da parte di Giuffre che subisce fallo proprio sul recupero. Tommins largo da D'Alessio, quindi Cruciani su un passaggio un po' pericoloso, c'è la pressione di Milosevic, entrato al posto di Simic durante questa pausa. Rovis di prima con l'esterno per Cruciani che poi è troppo prevedibile per il recupero di Stojadinovic, spinge in avanti, fermato, Cruciani prova ad evitare la rimessa laterale, ci riesce tenendo in campo questo pallone, manca poi il controllo Rovis che si aspettava un pallone più delicato. D'Alessio dà indicazioni, sceglie poi Cruciani, stoppa, prova a proteggere, lascia lì per D'Alessio, arrivato troppo rapido in corsa, colpito mettendo fuori, c'è un cambio tra Abbigliamento Nistri, probabilmente solo uno, sì, infatti. Entra Darini, esce Giuffre. Legge Loris Nigris che per un istante aveva trovato il controllo del possesso, non è riuscito a metterla giù, ma in generale a controllarla per trovare magari un compagno o una conclusione, lì era da battere solo Stankovic. E poi ovviamente Cilici, spinta da dietro per D'Alessio,
Se n'è accorto il direttore di gara. Il fallo è precedente, più arretrato, batte Tomins. Dialogo ancora con D'Alesio. Cruciani molto libero, lasciato libero. La preferenza è quella di andare verso Darini. Con lo stop per Rovis di prima, il numero 3 Dulic anticipa Mazreku, poi Darini ci mette la gamba. Stojadinovic all'indietro da Stankovic, quindi Mazreku. E risale il campo, l'uscita forte in anticipo di D'Alesio. Poi Mazreku evita l'arrivo di Nigris, sposta Mazreku, non trova deviazioni, la sua invenzione non è andata come voleva ovviamente, e quindi dal fondo Cruciani risale il campo, va da Darini, poi chiede il pallone di ritorno, lo tiene in campo sulla lotta con Stojadinovic, trovando il tocco del numero 3 avversario poco prima dell'out. Nigris col tacco, Sebastian Nigris, per essere precisi, con la presenza di entrambi i Nigris in campo, che è arrivato a colpire di tacco, non a però creare pericoli. Cilici di testa Milosevic, Tomins senza problemi, però è il primo ad arrivare. Cruciani muove da Rovis, ha richiamato in causa Tomins, risale la pressione di Milosevic. Cruciani si gira bene e prova a scappare via. La chiusura in uscita poi di Stankovic dopo la pressione di Stojadinovic che era andata a vuoto, permette alla rimessa laterale dell'Abbigliamento Nistri di riprendere il gioco. Ancora 4 minuti e mezzo in questo primo tempo, poi eventualmente recupero. Milosevic di testa, Mazreku controlla, vuole girarsi, lo fa su se stesso, poi evita Rovis ma lascia lì il pallone. Dulic rallenta la risalita, Darini nella lotta tra numeri 7, braccato da Dulic alle spalle, va all'indietro da Tomins, sale la pressione di Milosevic, pallone spedito in out, non ci sono deviazioni, quindi riprenderà Flamingosi con la rimessa laterale. Milosevic prova a girare di testa, gira direttamente in un'altra touche, questa volta però in favore di Abbigliamento Nistri. A battere Darini. Rovis gira all'indietro, poi di testa lontana Stojanovic, quindi altra ripresa con le mani, Darini ad occuparsene, si muove sempre Rovis, ignorato questa volta, preferito Loris Nigris col controllo, il pallone che non rimane in campo per una deviazione Flamingosi al Piz, il pallone era per Cruciani o Nigris, prova al destro forte, Sebastian Nigris dal nulla si inventa il 2-1 per Abbigliamento Nistri, trova l'incrocio dei pali, lo mira, lo sfonda per il nuovo vantaggio dei biancoviola con cattiveria come quella di Simic. Risponde Sebastian Nigris, 2-1. Si riparte con Flamingosi al Piz in possesso, è rientrato Simic, pallone deviato, se ne è accorto Tomins che va a recuperarlo. D'Alesio col mancino verso Loris Nigris, trovato sul corpo ma non una deviazione che favorisce un possesso Abbigliamento Nistri. Simic, movimento laterale di Stojadinovic sulla destra, Milosevic poi recuperato da D'Alesio che scappa in avanti, chiuso e raddoppiato, recuperato dallo stesso numero 11 che poi
viene però rallentato ancora dal difensore in maglia viola. Dulic, sale la pressione, prepara per il mancino, Dulic con deviazione, Tomins riesce ad evitare il corner e anche di uscire dalla di rigore, sarebbe stato un breve problema. Rovis di testa all'indietro, chiede scusa a Tomins perché l'idea era interessante, ringrazia comunque Rovis perché come detto appunto poteva essere molto pericolosa come tentativo. Simic intanto, Loris Nigris torna in possesso, fermato poi dal numero 3, pochi fischi in questo match, deve arrivare però questa volta Urdi a segnalare la punizione. Se la prepara Rovis, si ripartirà dal fischio. Ha pensato per un istante Rovis a provare a sorprendere da lì la porta, non era facile con la presenza di due giocatori di fronte a lui. In corsa breve e non può essere altro vista la presenza della barriera. Va Rovis col destro, centrale, Cilici. Ci arriva poi Darini, prova ad arrivare sulla risposta, quindi Loris Nigris per tenerla in campo. Darini! Dentro l'area piccola, si divora il 3-1. Il numero 7 va ribattuta anche la rimessa dal fondo. Certo era un po' scomposto nella posizione il numero 7, però da lì dura pensare a un altro esito che non fosse il gol. Non ha trovato la porta e finisce qui il primo tempo, duplice fischio. Torniamo fra poco dopo una breve pausa sul 2-1 di Abbigliamento Nistri. A fra poco. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Eccoci rientrati, si scambiano di posizione le due squadre, pronti a ripartire nuovamente con uno svantaggio per Flamingos e Alpiz. Sul finale Sebastian Nigris ha sorpreso tutti con questo tentativo di un pallone che era ancora da ripulire nel possesso, sembrerebbe, anzi sembrava, ormai si parla del passato, mentre si riparte con il secondo tempo. Alla fine ha trovato praticamente l'incrocio dei pali destro, freddando Cilici sul posto. Pallone allargato sulla destra, Stankovic. Poi sul rientro nell'area di rigore, con questo possesso deviato da Cruciani, Simic. Prova a girare di prima Darini. Vuole andare da Cruciani, non riesce a trovarlo per la presenza della pressione avversaria.
Prova a risalire con calma Flamingosi. Dulic dopo il retropassaggio scappa in avanti. Stojanovic fermato fallosamente da Darini. Così dice anche il direttore di gara. Punto di battuta che è più arretrato. La battuta sia Dulic che Stankovic. Si allontana adesso l'altra opzione, rimane solo Dulic proprio di fronte alla panchina di abbigliamento Nistri. Rincorsa breve per il mancino di Dulic, battezzato fuori da Tomins, che copre comunque l'angolo alla bene meglio, ma dal suo punto di vista aveva già visto, nonostante la ripetizione, il fatto che fosse in out la traiettoria di quel pallone. Tomins, sguardo in avanti, il pallone segue l'idea, Rovis con la girata di prima, finisce oltre, ma si prende gli applausi dei suoi compagni. Certo, le qualità per farlo al numero 3 ce le ha. Mazreku scappa in avanti, Simic a tentare una deviazione che non funziona. Tomins, visto una situazione di svantaggio per la difesa di Flamingosi e il Piz, prova a sforzare l'intervento di Stankovic, che è costretto a mettere fuori. Sebastian Nigris controlla, può rientrare da Fonda, non lo fa, preferisce andare in avanti da Cruciani che non controlla. Simic cerca il numero su D'Alesio, funziona, intervento in ritardo del numero 5 che vale la punizione per Flamingosi e il Piz. Battuta rapida, Simic finta sul destro, rientra, chiama palla Stojanovic, ignorato almeno per ora. Simic sulla pressione di Rovis, arriva al raddoppio, prova a sfuggirne, ottiene il fischio arbitrale a favore, quindi avanza di diversi metri la punizione, ma viene spostata nettamente sul lato destro. Da lì però si può pensare sicuramente a una conclusione. Se per la rincorsa a disposizione non sarà molta. Il mancino diretto sui due uomini in barriera, poi chiude l'azione Stojanovic senza troppi vezzeggiativi in questo tentativo. Rimessa laterale, nel frattempo richiama l'attenzione al movimento Silici, i suoi lì davanti a lui, recupero, poi Darini a mettere fuori. Laterale per Flamingosi, lascia Stankovic, ha ripreso laterale, pallone che arriva proprio sul numero 88. Silici, sale la pressione, di ritorno sul piede del numero 88, trova la presenza di Tomins, si muove Mazreku, ignorato, preferito Dulic, ci arriva a smanacciare Tomins. Pallone in area di rigore, finisce giù Simic, non c'è nulla. Darini alza il mancino, la ricerca di Cruciani, l'uscita di Cilici. Cruciani ci mette la deviazione decisiva. Cilici riesce a chiudere in corner su un pallone che gli era praticamente passato sotto. Anzi no, sembrava esserci stata la deviazione. Infatti abbigliamento Nistri sono d'accordo con me. Ovviamente loro dal loro punto di vista preferivano tenere un corner, ma per il direttore di gara non c'è, quindi di fatto nessun intervento da parte di Cilici. Stando alla direzione arbitrale, il sinistro di Dulic riaccende Tomins e la sua attenzione, e si riaccende anche dal punto di vista vocale per farsi sentire. Mazreku, finta, poi mancino, delicato, passa, non trova compagni. Stankovic blocca, ma non completamente. Cruciani finisce giù, si prende questa punizione che è una boccata d'aria fresca per abbigliamento Nistri.
Tomins con questa punizione diventa un tiro diretto sulla traversa dopo essere sgusciato dalle mani di Cilici. Stava rischiando un altro gol, sempre qui a Borgo l'aveva segnato Tomins in una delle primissime partite della Serie A della Crese, ottava edizione. Pardon, era stato segnato, non da Tomins in quell'occasione. Poi la girata da parte di Fonda, Cilici con tranquillità larga sulla destra, ancora vibrante però sicuramente dal brivido precedente. Simic si è mosso bene, però fa lo stesso D'Alesio che lo insegue per tutta l'area di rigore. Uscita di Tomins, sicura, Rovis vuole il pallone lungo subito, lo tiene a tenere in balzo Rovis, alza oltre un'altra volta, adesso anche con l'uscita di Cilici aveva avuto la porta sguarnita dopo averlo superato, ma ha dovuto fare tutto in un colpo, ci ha messo troppa potenza. Sposta Stojadinovic, va da Stankovic, risale e supera la metà campo, poi chiusura da parte di Fonda che finisce giù, pardon, Sebastian Nigris. A disposizione Rovis per un passaggio semplice, ignorato. Si muove adesso Darini, va Nigris, forte e distante però dalla porta di Cilici. Lungo il pallone di Cilici verso Dulic, controlla col petto, poi Mazreku non passa. Dulic all'indietro. Muove Stojanovic. Pallone di ritorno poi per Stankovic. Rovis. 3 contro 2 disponibile. Rovis fermato da Stankovic. Poi Darini in scivolata. Riesce ad evitare una controripartenza. Simic è il primo ad arrivare su quel pallone. Sposta con l'esterno. Di ritorno l'idea che non funziona da parte di Stojanovic. Darini avanti. Fonda fermato da Stankovic, che poi viene calciato dal numero 15, che non prende solo il pallone ma anche la gamba sinistra del numero 88. Praticamente una ripresa da calcio d'inizio da metà campo, leggermente più spostata sulla destra, ma come ci provano sull'avvio di match, potrebbe provarci anche da qui Stankovic. A parte l'88 teso, rasoterra trova una deviazione che è bianco-viola. Bianco-viola. Applausi dalla panchina di Flamingosi al Piz, perché l'ha riconosciuto lo stesso Rovis di aver toccato quel pallone. Stojadinovic. Cerca spazio, poi Stojanovic. Viene ancora Stojadinovic, ha visto il movimento di Mazreku, si gira bene. Mazreku col mancino! Con il genio militare supera la difesa, le barricate di abbigliamento Nistri, Flamingosi al Piz. E lo fa con un diavolo come il numero 20 che controlla, si gira, trova spazio per il mancino e supera Tomins, 2-2. Richiamato poi per un cambio direttore di gara. E si riparte quindi nuovamente in parità, sempre Flamingosi al Piz che hanno dovuto inseguire e poi rimettere in equilibrio le cose. Occhio allo spazio per Nigris, tiro centrale! Errore di Cilici che si fa superare dalla traiettoria del pallone. Tra i due sicuramente più bello il primo di Sebastian Nigris, ma altrettanto efficace questo tiro. Fa 3-2 per abbigliamento Nistri dopo pochissimi secondi dalla rete di Mazreku. Simic
all'indietro da Bradar, quindi Mazreku, tutto da rifare, quindi dopo pochissimo avevano trovato la parità gli Arancio e adesso sono ancora inseguitori. Stankovic vuole il destro, Stankovic verso il primo palo, non lo trova. Mentre è rientrato Giuffre, riparte Tomins, andando lungo di testa il pallone ad allontanare. Rovis deve lottare andando all'indietro, Simic col destro in diagonale. Non ci sono deviazioni, chiede scusa poi anche per il movimento di Mazreku che è stato ignorato. Dal fondo Tomins. Sul lato sinistro, l'idea per il movimento fatto da Giuffre. Cilici. D'Alesio richiamato da Tomins perché non c'è fretta di controllare quel possesso. Adesso si inizia a valutare bene anche quanto tempo far spendere al cronometro. D'Alesio, arriva Simic da dietro, sposta sul lato, pallone in mezzo, Cruciani controlla, Cruciani col mancino. Trova una deviazione per la chiusura difensiva di Flamingos Alpiz. Pallone verso Rovis, controlla sul petto, poi con la testa, non trova il destro, Cruciani non lo trova proprio il pallone d'Alesio. Tira forte, senza deviazioni, finisce in out e alta la palla del numero 5. Bradar. Protegge bene Stojanovic, fa passare per Stankovic che perde il ritmo per il controllo del pallone, fermato fallosamente, si attende un fischio e arriva anche il cartellino giallo. E quindi è estratto il primo cartellino ai danni di Giuffre, che è ammonito, quindi adesso dovrà fare attenzione ai prossimi falli che vorrà concedersi di spendere o sarà costretto a fare. Lui alla prima sanzione, quindi alla seconda sanzione, pardon, ce ne aveva già una, arriva a quota 2, quindi diffidato dal prossimo match. Ne vuole 3 in barriera Tomins, finta di Bradar. Ha contato i passi, Simic trova Tomins ad aspettarlo, ancora Simic non riesce a rigirare sul rimbalzo, la richiama Tomins che poi si prende questi secondi per respirare dopo la parata e soprattutto permettere ai suoi di riposizionarsi. Rovis scappa in avanti, ci prova col destro, un pallone che ha preso un giro particolarissimo, Cilici è costretto ad uscire dalla sua area di rigore per la pressione di Cruciani. C'è un cambio per Flamingos Alpiz, stava uscendo Simic, invece esce Stojadinovic e Simic va a fare il terzino lasciando a Dulic l'attacco. Giuffre da Rovis, controlla per seguire e scappare in avanti, troppo fisico da parte di Stankovic che si fa sentire ma in maniera esagerata, e adesso la possibilità di vedere praticamente alla perfezione la traiettoria di questa punizione. Se ne vuole occupare Rovis, arriva in zona anche D'Alesio, seppur distante, forse per ora solo consigli e una possibilità di passaggio che non sembra però tra le idee del numero 3. 2 in barriera di fronte a lui, posizionati da Cilici. Rovis va in mezzo, deviazione difensiva che mette in corner. Ultimi 10 minuti del match. Corner per abbigliamento Nistri. Giuffre la battuta. Diversi movimenti in area di rigore. Pronti al limite Nigris e Rovis. Si va in mezzo. Pallo esterno, quello posteriore. Trovato da Fonda. Senza deviazioni. Quindi
niente più fase offensiva per Abbigliamento Nistri per ora. Il recupero di Sebastian Nigris ne offre un'altra. Sposta da Rovis, centrale, c'è un po' di spazio, Rovis, out. Arriva una modifica. Prima c'è un cambio, deve uscire Cruciani. Tra l'altro l'altro dei fratelli Nigris, Loris. Rovis di testa, quindi Sebastian Nigris. Pressato, va all'indietro. D'Alessio, forte col destro ad aprire di prima, girata e pallone tenuto in campo. Non ci arriva Loris Nigris, però Fonda ha fatto uno sforzo estremo. D'Alessio col petto, esce forte Loris Nigris. D'Alessio pressato, riesce a mantenere in qualche modo il possesso, vuole spazio per trovare un passaggio che non può andare sul raddoppio di Mazreku. Giuffre. Il tacco tentato da Fonda diventa un velo. Stankovic. Si esaurisce subito il possibile 3 contro 3 per il rientro di due difensori in maglia bianco-viola. L'uscita forte, come al solito, di D'Alessio, che si prende tutto, anche la rimessa laterale. Tomins attende questo pallone, diventa pericoloso per la pressione di Dulic. La mette fuori. Bradar, finta di tiro. E pallone ancora sul lato destro. Ricerca centrale, Bradar, sposta Rovis, entra in area di rigore, sposta ancora il possesso, sempre laterale, sul fondo, si va in mezzo Tomins, mette il corpo, zona che diventa sempre più pericolosa. Ultimo contatto che non c'entra perché il pallone non è uscito per i direttori di gara. Lamentata invece l'out da Flamingos al Piz. Sebastian Nigris gira verso Rovis che entra col petto in area di rigore. Intervento di Simic lamentato da Rovis, ma non c'è nulla anche in questo caso. D'Alessio, altro contrasto fisico, sposta per Rovis sul fondo, Rovis! Pallone cestinato dopo l'occasione di Darini, anche questa enorme, buttata via da Abbigliamento Nistri per trovare il +2 che darebbe più sicurezza, visto anche come sa recuperare il match. Flamingos e al Piz l'ha già dimostrato. Simic, su di lui la pressione di Giuffre. Simic col destro, sempre a seguire la traiettoria Tomins, che non si fida dei tentativi del numero 6, che sono stati più pericolosi sicuramente, assieme poi anche a Mazreku, che avendo segnato l'altro dei 2 gol ha saputo rendersi molto pericoloso. Pallone di Tomins, letto da Bradar, muove verso Stojanovic. Dulic controlla ma non al meglio. D'Alessio mette il corpo, prende fallo. Ha continuato a giocare Dulic, non aveva sentito il fischio arbitrale che non era arrivato. C'è qualche problema col fischietto, in effetti non si sente proprio il meglio. È una questione che verrà risolta, ci auguriamo, per la prossima partita. Nel frattempo Sebastian Nigris verso Loris, non trovato, pallone sul palo, e gioca un po' con la sfortuna qui Cilici, perché è un altro legno colpito su una situazione che sembrava essere sotto controllo del portiere. Mazreku muove il 20, sposta da Bradar, che ritorna ancora da Mazreku. La chiusura di D'Alessio. Dulic si accontenta della rimessa laterale. Mazreku sposta con il numero, evita anche D'Alessio, prepara per il destro, trova sulla sua corsa Sebastian Nigris, poi Giuffre con l'uscita forte a girare verso Rovis. 1 contro 2, Rovis si prende il fallo sulla gamba alta di Stankovic, non tanto per il contatto che era arrivato sul pallone quanto per la potenziale pericolosità. Questa almeno l'interpretazione che diamo al fischio. È arrivato un cambio per Flamingos e il Piz.
Ultimi 4 minuti e 10, poi recupero. Rincorsa molto lunga per Rovis, che parte correndo. Rovis col destro! Buca sul primo palo, Cilici trova il 4-2. Ci pensa Corrado Rovis con un'altra doppietta, la seconda del match dopo quella di Sebastian Nigris, e migliora ancora di più la situazione, più rotondo il punteggio per Abbigliamento Nistri. Qui una rete nata da un pallone che non è facile prevedere dove possa andare. La scelta di Rovis ha pagato perché ha cercato potenza verso il primo palo. Non c'è arrivato Cilici, che invece si aspettava più una conclusione alla ricerca dell'altro palo. Gioco che riprende con un pallone restituito a Cilici. È stato un momento di confusione. Risale Bradar. Mazreku trattenuto, si prende il fallo. Deve stare attento poi Giuffre perché è già ammonito. Chiama subito le distanze della barriera Mazreku, quindi non ci sono preoccupazioni per quanto riguarda un eventuale tiro rapido. Si sposta però Mazreku, lasciando potenzialmente a Bradar, ma anche lui rimane in zona. Però sceglie il 21, è una finta per il destro di Mazreku. Manda a vuoto il tuffo di Tomins. Eccola, un'altra doppietta nel match, quella di Klirin Mazreku, che fa 3-4. E allora ultimi minuti di fuoco. 2 minuti e 20. E poi recupero. Ha segnalato la stessa cosa si riparte con un tentativo diretto da parte di Rovis. Deviazione, mette in rimessa laterale Rovis. Bradar interviene in qualche modo poi Loris Nigris, rallentato da Bradar, fermato verso l'angolo, non c'è deviazione, quindi dal fondo Cilici. Mazreku sale forte Sebastian Nigris a non lasciargli spazio. Numero di Mazreku che sposta per il destro, trova Giuffre sulla sua via. Dulic a tenere in balzo, rimessa con le mani numero 7 che prende una rincorsa più lunga che può. Alla fine sceglie di andare corto da Mazreku. Dulic ancora da Mazreku, sposta in area di rigore, si va fuori. Loris Nigris entra in possesso, Simic lotta ma non riottiene subito il pallone, lo fa Flamingos Alpiz. Bradar scavalca la metà campo, la finta al destro verso Mazreku, va all'indietro per il piazzato di Milosevic. È arrivato il fischio prima del tiro del numero 11, era arrivato in scivolata da dietro il giocatore di Abbigliamento Nistri. Punizione quindi per Flamingos Alpiz. Punizione per Flamingos Alpiz, il finale che si accende. Adesso proteste per un mancato giallo che non è arrivato. Vuole andare Bradar, finisce alto questo pallone. Ha chiesto un cambio da parte di Abbigliamento Nistri. Rientra Darini, esce fuori Giuffre che è già ammonito. Tomins verso Loris Nigris, poi pallone girato in avanti. Rovis col petto, vuole il destro, trova sulla sua strada Simic, lo colpisce in testa e la botta sembra averla sentita numero 6. Ci auguriamo sia solo una botta, nulla di grave
però si ripartirà col corner abbigliamento Nistri. Ancora giù il 6 che l'ha sentita particolarmente, come detto in precedenza il freddo non aiuta. Intanto è andato uno di recupero dentro il secondo. Cartellino rosso per il membro dello staff della panchina di Flamingos Alpiz. Corner Darini. Pallone verso Sebastian Nigris che torna ancora da Darini. Pressato forte, finisce a terra, prova a lottare per avere ancora di questo possesso. Poi Nigris cerca una deviazione che non trova. Cilici, è andato anche il secondo di recupero. Basta così, vince abbigliamento Nistri. Lo scontro diretto a punteggio molto ravvicinato in classifica. Scavalca Flamingosi Alpiz con questo 4-3 doppiette di Sebastian Nigris e Corrado Rovis. Rispondono e non bastano però prima Simic e poi due volte Mazreku. Vittoria che alla fine diventa di misura ma importante per la classifica. Grazie per averci seguito da Borgo San Sergio, un saluto e un ringraziamento intanto alla regia di Max che vi ha fatto vedere i match di questa sera. Un saluto anche da parte mia da Francesco Vitturi. È tutto, alla prossima per la Crese Winter ottava edizione Serie A e degli impianti, ringraziando proprio sul finale prima di andare i nostri sponsor NCA, Belletti Group, Zanutta, Tal e degli impianti, i nostri partner ufficiali Palcelleria D'Aremo, Onoranze Funebri Torrebianca, Moto Charlie, Officine Barnobbi, Alpiz, Autoscuola, Visiac, Bivion Bar. Ancora da Francesco Vitturi è tutto, buona serata e buonanotte.